Bentornati a Storie, il programma che cerca di raccontarvi la storia della civiltà occidentale, della cultura, della letteratura e proprio degli avvenimenti storici che hanno scandito la nostra storia a partire dall'origine dell'universo fino ai giorni nostri. Un'impresa titanica che stiamo affrontando puntata dopo puntata che ci appassiona sempre di più. Abbiamo concluso l'Iliade e l'Odissea e ci troviamo di fronte a questo punto, immersi nel mondo greco, agli scritti che vengono chiamati, è un nome molto ricorrente, pseudoepigrafi. Perché vengono chiamati pseudepigrafi? Perché sono scritti che vengono attribuiti in qualche modo ad un grande autore, ma che sono stati scritti in realtà all'interno di quello che era il mondo culturale e storico che aveva generato i primi scritti. Così ad Omero vengono attribuiti degli scritti che non ha scritto Omero, ma che sono nati nello stesso ambiente culturale e storico. Ecco, questi scritti sono diversi, li vedremo con tanta attenzione nelle prossime puntate, ma ripartano da dei cicli. Anzitutto sono dei cicli che vengono raccontati. E il primo ciclo che viene preso in esame, quando si parla di questo Omero minore, sono i cicli tebani, il ciclo tebano. Tebe era una città della Grecia molto importante, era una città che aveva un re che si chiamava Laio. Questo re Laio era stato designato re dopo che era riuscito a respingere l'invasione di un esercito nemico. 7 re avevano marciato su Tebe e Laio li aveva respinti. Il figlio di Laio, che si chiama Edipo, fa qualcosa di incredibile. Viene abbandonato per evitare che un'antica profezia si possa avverare, cioè che lui avrebbe ucciso suo padre e sposato sua madre. In realtà Edipo fa di tutto perché questa profezia non si avveri, ma per puro caso, sotto mentite spoglie, uccide suo padre che non riconosce più e poi, dopo essere entrato in città e aver sconfitto la Sfinge che era un mostro messo a guardia della città e che minacciava di divorare la città se non si fosse risolto il suo indovinello, dopo aver sconfitto la Sfinge, entra trionfante in città e sposa sua madre. È una storia particolarissima quella del ciclo tebano, particolarissima perché poi continua con i figli Eteocle e Polinice, che quando muore il nostro Edipo si contendono l'eredità di Edipo e si uccidono reciprocamente. Tebe rimane così senza re e rimasta senza re, i figli dei 7 re che avevano invaso per la prima volta Tebe ritornano a Tebe e conquistano la città e la fanno loro. Questi sono i poemi del ciclo tebano. Una storia, vi dicevo, interessantissima per 3 motivi. Primo perché la figura di Edipo è stata al centro di tantissime avventure, di tantissime riflessioni, ricordiamo le più famose, quelle della tragedia greca, ma quelle di Freud nel corso del Novecento, il famoso complesso di Edipo, per cui per amare la madre bisogna uccidere il padre. Ma il secondo motivo per cui è importantissimo questo ciclo tebano è rappresentato anche dal tema della fratellanza. La fratellanza di Eteocle e Polinice è una fratellanza impossibile. È difficile per i greci essere fratelli. È una cosa complessa che storicamente gli risulterà sempre complessa essere fratelli all'interno della stessa famiglia, all'interno dello stesso paese. Ma è interessante che il ciclo tebano per la figura di questi 7 re che invadono Tebe, che vengono sconfitti e i figli che ritornano vincitori dopo tanto tempo, ad indicare che c'è nella storia, c'è nella realtà una forma di ritorno, una forma di restituzione, una forma di rancore che è difficile che muoia. Ecco, questo ci insegna il ciclo tebano, che dentro di noi ci sono delle forze oscure, che queste forze oscure ci impediscono di essere fratelli l'uno con l'altro e che il male è difficile che muoia dentro di noi. È un grande insegnamento di sapienza quello che ci proviene dell'Omero minore e che questa sera abbiamo potuto apprezzare attraverso il racconto dei Tebani. Ma ci sono altri racconti in serbo per noi, per cui vi aspetto qui a Storie, sempre domani, sempre per raccontarvi ancora di più la nostra storia.